partiamo con un metodo di confronto con la popolazione nei luoghi di lavoro, sui territori, assieme alle tante associazioni con cui abbiamo lavorato anche rispetto ai referendum, per un confronto con le cittadine e i cittadini che ci porteranno alla manifestazione nazionale del 25 ottobre prossimo. La riduzione della pressione fiscale sui salari e pensioni anche attraverso la restrizione del fiscal drag, il sostegno al rinnovo dei contratti nazionali di lavoro, il contrasto al precariato, al lavoro povero e alla crescita degli infortuni, il rilancio degli investimenti su sanità, welfare e sostenibilità ambientale, il no alla logica del riarmo. Sono i grandi obiettivi al centro della stagione di mobilitazione avviata dalla CGIL sulla finanziaria regionale. Serve un forte finanziamento dello Stato sociale, della sanità, dei servizi che lo Stato eroga, perché quello è un elemento di contrasto alle disuguaglianze che riguardano le tante cittadini che non si curano e che non riescono a sostenere solo attraverso il proprio reddito un intervento privato. La Confederazione ha già annunciato un'altra giornata di mobilitazione nazionale il 25 ottobre, mirata sui temi della prossima legge di bilancio. E in vista di quell'appuntamento che la CGIL del Friuli Venezia Giulia ha convocato un'assemblea generale delle categorie e dei territori che si è tenuta a Udine, nell'auditorium della Regione. I lavori, che hanno visto la presenza di oltre 300 delegati, sono stati aperti dalla relazione introduttiva di Michele Piga, segretario generale della CGIL Friuli Venezia Giulia. L'intervento conclusivo è stato affidato a Maria Grazia Gabrielli della segreteria nazionale. Questo stiamo lavorando in termini unitari sulla questione di contrasto del lavoro povero, un intervento anche sugli appalti che la Regione eroga e sulla quale abbiamo chiesto un confronto e la sottoscrizione, insomma, di uno strumento che è un protocollo appalti che valorizzi da un punto di vista salariale il lavoro delle tante lavoratrici e lavoratori che dentro gli appalti pubblici ci sono e per i quali per noi è inammissibile che ci siano sacche di lavoro povero, che ci sono e lo vediamo. Al lavoro, alla lotta.